La maratona di Pula, oggi nel segno della solidarietà, 150 partecipanti per raccogliere scarpe da regalare agli atleti dell'Etiopia. Graziano Pintus. 2 competizioni agonistiche e 3 gare aperte a tutti con il medesimo obiettivo: raccogliere scarpe da corsa nuove o usate ma in buono stato da donare agli atleti etiopi. Giornata di sport e solidarietà a Pula per la manifestazione organizzata dalla Fondazione Coelet, attiva in numerosi progetti in Africa e con l'approvazione delle federazioni italiana ed internazionale di atletica leggera. Se si va da Addis Abeba si vede tranquillamente dove Viale Messico corrono letteralmente scalzi. Alcuni riparano anche le scarpe, sono dei bravissimi artigiani, quindi una scarpa da running che noi buttiamo tranquillamente, loro ne prendono 2 o 3, le sistemano, se le risuonano e corrono. Sono abituati a correre scalzi e quindi magari per loro è una protezione addizionale e comunque loro non hanno né asfalto, corrono su un tipo di terreno molto morbido. La partenza è nella piazza principale di Pula, i partecipanti 150. Padrino dell'iniziativa il cantante Adam Clay, che si esibisce a partire dalle 21:30.